Che emozione avrà provato lo statunitense James Connolly una volta diventato il primo campione olimpico della storia, quando il pomeriggio del 6 aprile 1896 ad Atene vinse la gara di salto triplo. Un uomo che pur di partecipare ai primi giochi olimpici della storia non si fece problemi a lasciare l'università di Harvard, dove studiava letteratura classica, perché non gli davano il permesso di partire per Atene. Come premio per la sua vittoria ricevette una medaglia d'argento. Già, una medaglia d'argento per il primo. Un po' strano, no? In realtà le medaglie come le conosciamo noi, oro, argento e bronzo, arriveranno dalla terza edizione dei giochi, quella di St. Louis nel 1904. Il vero premio di Connolly è quello di aver dato il via ad un sogno che ancora oggi continua ad ispirare atleti e atlete di tutto il mondo. I giochi olimpici moderni, la celebrazione dello sport e dell'unione tra popoli. Una rivoluzionaria idea di un barone francese, Pierre de Coubertin, che diceva che niente lo aveva fatto sognare di più dei giochi olimpici antichi. Questo sogno ha così preso forma e contagiato il mondo intero in 30 edizioni di giochi estivi, disputate da Atene 1896 a Parigi 2024, e 25 edizioni di giochi invernali, da Chamonix-Mont-Blanc 1924 a Milano Cortina 2026. Da Atene a Milano Cortina più di 215.000 atleti hanno coronato questo sogno prendendovi parte. Chissà quanti di loro da piccoli si saranno emozionati leggendo delle imprese passate come il primo oro dell'Italia conquistato dal vicentino Gian Giorgio Trissino a Parigi nel 1900. Oppure l'avranno viste dal vivo, in televisione, come l'oro di Federica Pellegrini a Pechino nel 2008 o quello di Enrico Fabris a Torino 2006. Ma per vivere da spettatore un'emozione così ci vuole anche una voce che racconti quella meraviglia. Per questo motivo abbiamo incontrato Franco Bragagna. Lui che fu il narratore proprio delle imprese di Fabris, ma non solo. Ha commentato 17 giochi olimpici tra estivi e invernali, 16 per la Rai e 1 per Tele Monte Carlo, e oggi fa parte della squadra di Sky Sport per Milano Cortina 2026. Perché la domanda è: come si trasmette l'emozione del sogno olimpico? Io sono Donato Cafarelli e questo è Atene Cortina, Sogni Veneti a 5 cerchi, un podcast di Sport di Più Magazine. Ciao Franco, grazie di aver accettato il nostro invito. Ci mancherebbe. Grazie a voi. Quale migliore occasione per capire anche come si racconta un'Olimpiade, un sogno olimpico? Parto però da te. Qual è il... E partiamo male. Ma no. Perché chi sono Perché secondo me il tuo primo ricordo olimpico deve essere particolare, quando eri ragazzo. Allora, appunto, quando ero ragazzo, quindi nessuno di voi c'era. Ero bambino, non andavo nemmeno in prima elementare. Nel mio cortile, c'era un ragazzo un po' più grande di noi, aveva 5 anni più di noi, si giocava a calcio, 4, 5, 6 anni, e un po' lui ci trasmise il sogno olimpico, tant'è che poi avevamo simulato il gioco parlo dei giochi olimpici estivi, un giochino. Lui avrebbe poi fatto il geometra, quindi era bravissimo a disegnare, a costruire, eccetera. Aveva costruito uno stadio olimpico con le tribune, con addirittura i volti delle persone, eccetera, eccetera, e noi coi dadi giocavamo a fare l'atletica con le caselle dei dadi. Nasce da lì, quindi più matti di così, parlo di me, non di lui, difficile esserlo. Poi arriva in mia quarta elementare, un'insegnante nuova che si chiamava, non è morta da tanti anni, Nidia Richter, veniva da Trieste, o quantomeno lei era istriana, però a noi diceva che era di Trieste, e lei, quindi già il fatto che una maestra eccezionale avesse in testa lo sport olimpico era già un'eccezione, perché allora l'interesse per lo sport era fortissimamente maschile e pochissimamente, ammesso si possa dire, femminile. Lei ci mise a fare giochi olimpici del 1968 che cominciavano a metà ottobre. Allora la scuola cominciava il 1° di ottobre, San Remigio, infatti noi eravamo i remigini. Quelli di prima elementare che cominciavano il 1° ottobre erano i remigini. Ci mette a fare una specie di quiz tra bancate per approfondire la conoscenza, giochi olimpici,
che nazione è questa che ha vinto questa cosa? Di lì nasce tutto, di lì non è vero che nasce tutto, di lì diventa più forte ancora, perché io ero malato di sport già e ovviamente alzavo la mano spesso quando faceva la classica domanda: di dov'è Nino Benvenuti? Cosa ha vinto Nino Benvenuti? Nino Benvenuti ha vinto il titolo dei pesi welter ai giochi di Roma. Di dov'è Nino Benvenuti? Di Trieste, come me. Ma, Un bel viaggio, eh? in quel periodo lì tu lo sport eri appassionato anche come praticante e soprattutto stavi già iniziando a coltivare l'idea di diventarne cronista, giornalista. Ma sì e no, però un po' organizzatore sì. Io ero quarta elementare. Noi in cortile giocavamo soprattutto a calcio per ore e ore e ore, poi andavamo ad un campetto non molto lontano. In quel cortile praticamente c'era anche un personaggio, era un po' più grande di me, meno grande del famoso Carlo Dal Lago, che sarebbe diventato geometra. Si chiamava, dico perché non c'è più, Gino Pasqualotto, perché Gino Pasqualotto, che è l'emblema dell'Hockey Club Bolzano, è per un bel po' l'emblema dell'italianità di Bolzano all'interno dell'Hockey Club. Il suo negozio di tessuti era confinante con questo cortiletto, ogni tanto veniva a giocare a calcio anche lui e poi si scoprì grandissimo nell'hockey su ghiaccio. Di lì nascono tante cose, ma di lì mi viene in mente a un certo punto che oltre a giocare con i dadi, io mi invento di organizzare in cortile una manifestazione che chiamo la Pasqua dell'Atleta, perché la Pasqua dell'Atleta c'era, ed era la prima manifestazione nel corso dell'anno era all'Arena di Milano, e io mi invento non lo so, salto in lungo, perché in cortile c'erano spazi per poter fare questo tra tutti noi, e lo organizzo io in prima persona e la chiamo la Pasqua dell'Atleta. Poi mi sposto in un cortile molto limitrofo, o meglio mi sposto di casa vicino con un cortile limitrofo e organizzo prima media le Olimpiadi rionali, cioè... Allora abbiamo sbagliato tema, dovevamo parlare di organizzare un'Olimpiade. No, bisogna parlare di sindromi e di malattie. Non voglio entrare, rischierebbe di essere terreno sdrucciolevole, ma il mio infantilismo olimpico nasce da lì. E sul racconto che tu assorbivi da ragazzo, chi in particolare ti piaceva, ti ammorbava col suo racconto olimpico, dello sport in generale, e soprattutto lo stile, perché poi è una cosa che negli anni si è evoluta? All'epoca non ero ancora così in linea con il narrare lo sport, anche se cosa succedeva? Giochi olimpici di Città del Messico, quarta elementare, la parte importante soprattutto dell'atletica era durante la notte, quindi io avevo una complicità con mio povero papà, io l'ho perso a 16 anni, lui ne aveva 42, che mi diceva la loro stanza era lontana dalla zona televisione, tu accendi il televisore, tieni basso il volume, ma soprattutto occhio, perché è quello che rischia di metterti in difficoltà, tieni basso la luminosità, non c'erano i colori, c'era bianco e nero, perché se si sveglia mamma, cioè sua moglie, e dopo sono problemi. Allora hai voglia di dire a mia mamma, e in parte era vero, guarda che noi questa cosa ne parliamo anche a scuola con la maestra, eccetera, lei non ci credeva, e questo episodio è tipico, c'è la finale del salto triplo, Giochi Olimpici di Città del Messico, Beppe Gentile, che poi avrebbe fatto anche l'attore, fa il record mondiale in qualificazione e lo ripete al primo salto della finale. Si sveglia mia mamma, mi manda a dormire con male parole, io vado a dormire e io la mattina vado a scuola convinto che Beppe Gentile abbia vinto l'oro olimpico, era arrivato terzo, perché dopo il suo record mondiale ce ne sono stati altri 4 al record del mondo, e alcuni dei miei compagni che avevano visto questa gara hanno detto ma come primo? È arrivato solo terzo. Per cui c'è questo episodio. Il racconto, non ci sono racconti italiani o di radio o televisione italiana, più radio che televisione, che mi avessero proprio riempito. Ricordo qualcosa soprattutto di Svizzera tedesca, che seguivo lo sci alpino sulla Svizzera tedesca, c'era un certo Karl Erb, a Bolzano
ma poi tutto l'Alto Adige, soprattutto la Svizzera tedesca si vedeva ovunque, non si vedeva la Svizzera italiana. Capodistria arrivava fino a Trento, più su non arrivava. Quando da parenti vedevo Capodistria c'erano alcuni narratori, Sergio Tauchar, soprattutto pallacanestro, Sandro Widrich, che faceva tutto lo sport invernale immaginabile e possibile ed era una specie di pozzo senza fondo di questo racconto, e faceva anche l'atletica d'estate. Quindi quelle poche volte che io ascoltavo Capodistria, che era in lingua italiana, ecco, Sandro Widrich, Sergio Tauchar mi davano qualcosa che io non trovavo nella televisione italiana. E poi inizia il tuo percorso professionale, arrivi a Telemonte Carlo e lì commenti l'hockey a Calgary 88 da remoto, se non... Però comunque il fatto di arrivare a commentare quell'evento lì, che cosa ha fatto scattare in te? Sarei dovuto andare a Calgary se l'Italia si fosse guadagnata, l'Italia dell'hockey su ghiaccio si fosse guadagnata il posto per Calgary. L'anno prima c'erano i mondiali in Val di Fassa, gruppo B. Se l'Italia fosse arrivata, che sembrava una cosa facile, entro le prime 4 sarebbe andata tranquillamente a Calgary e io avrei avuto il mio posto a Calgary con Telemonte Carlo. Allora Telemonte Carlo era di proprietà brasiliana, una Rede Globo famosissima per le telenovelas eccetera, cacciavano parecchi quattrini, io da collaboratore ne sono conscio perché in quel momento riuscivo anche a mantenermi quasi da solo grazie a Telemonte Carlo e lì c'è il racconto con un certo Dave Tomassoni. Dico certo, ma chi segue l'hockey su ghiaccio lo sa, Dave Tomassoni era un italo-americano. Dico era perché è morto da pochi anni e mi fece da spalla esterna. Sarebbe poi diventato senatore dello stato del Minnesota ed era un personaggio anche abbastanza folcloristico nel modo di raccontare. Lui parlava italiano benissimo, ma come se fosse Dan Peterson, con una sottile differenza che io credo. Non ho mai incrociato Dan Peterson, ma io credo che Dan Peterson faccia finta di parlare così e parli praticamente in lombardo senza mostrarlo. David Tomassoni, che ha messo nome a suo figlio Dante per guadagnare in italianità, parlava così, parlava benissimo italiano, ma con quella cadenza che era un po' da Olio e Stanlio, con i doppiatori italiani. Era fantastico. Una persona di grandissima ironia anche. Oltre a raccontare, racconto questa. Lui perché era arrivato in Italia? Era di origine umbra la sua famiglia, ho conosciuto un po' di suoi zii originari di quella zona, Costacciaro. Finisce l'università, sta per laurearsi, chiede al suo allenatore di hockey su ghiaccio, dice Mr. Coach, io ho speranze di andare a giocare nell'NHL, che è il massimo, la massima lega professionistica nordamericana, e lui gli fa: certo Dave, hai tutte le possibilità di questo mondo di andare a giocare nell'NHL, forse come arbitro. Cioè, proprio... Lui dice: io voglio continuare a giocare a hockey, non a fare l'arbitro, non andrò mai in NHL, ma almeno. E arrivò in Italia al Gardena, poi è stato all'Asiago, è stato al Bolzano, è stato al Merano, personaggio divertentissimo. E parlavi della sua ironia, del suo stile, anche il tuo stile ha fatto scuola, l'uso dei toponimi, anche proprio il commento, gli aneddoti che inserivi nel racconto. No, noi siamo in diretta, per cui un signore che si chiama Christian con la K, Ghedina, ci sta salutando. Come fai a non salutarlo? Buon lavoro, ci vediamo. Grazie. Vedi il bello della diretta? Ciao. No, riprendo il filo, parlavi appunto dell'ironia di David, e il tuo stile ha fatto scuola. Tu che cosa cercavi di trasmettere, oltre chiaramente alla cronaca della gara? Però c'è qualcosa si avvertiva che c'era un qualcosa in più che tu trasmettevi nel racconto. Penso venisse da dentro, viene ancora da dentro quando racconto, e quindi non è mediato da formule. L'idea mia è tuttora quella di: allora c'erano i divani, oggi una telecronaca in diretta e in differita la si segue da ovunque, anche in piedi. Mettetevi seduti, mettetevi comodi che ve la racconto. E questo modo di
ripeto, non era studiato, non è mai stato, di coinvolgere la gente, era anche un modo per tirarla dentro. Ero sicuramente innovativo rispetto soprattutto allo stile della Rai. Io lo facevo già a Telemonte Carlo, una cosa del genere, appunto raccontando aneddoti e raccontando la nazionale italiana di hockey su ghiaccio. Gli aneddoti erano a bizzeffe, perché la nazionale italiana di hockey su ghiaccio era soprattutto italo-canadesi, italo-americani e un po' di ragazzi, soprattutto delle vallate, ma anche di centri più grossi, eccetera. Per cui l'aneddoto di quell'italo-canadese che è figlio di uno che veniva magari dalla Lucania, mi viene in mente, che papà era andato, o uno dal Molise, papà era andato con la moglie incinta, mi viene in mente Gates Orlando, che in realtà si chiama all'anagrafe Gaetano Orlando, è stato uno dei più grossi giocatori di hockey europeo, diciamo, neanche tanto, non ha giocato in NHL, anche lui è rimasto lì, ma la sua storia personale è una storia che coinvolge. L'hockey su ghiaccio era arco alpino, se vuoi parlarne anche a gente che non sia dell'arco alpino devi raccontare cose e storie di questo tipo, oppure Alleghe, che è un paese di 800 anime, non c'è mai stata nella storia dello sport di squadra italiano una località più piccola che ospitasse una squadra di qualsiasi sport, di una località così piccola, Alleghe, no? Con tutte le sue storie. Ecco, questo, lo sport, reputo, non è solo quello che si vede in televisione. Io avevo cominciato a raccontarlo per radio che a me piace di più, è ancora più bello perché non c'è il medium dell'immagine, quindi puoi dire qualsiasi cosa, tanto non si vede e puoi arricchire. In televisione devi trarre profitto da un'immagine che vada in quel momento per legarti e fare un'associazione anche di idee. Le storie sono tante, milioni di milioni, no? Era una pubblicità questa. Se questo riesce a coinvolgere una persona, anche che non segua lo sport, uno in più. Dan Peterson, ne parlavamo, la pubblicità che faceva, amici sportivi e non sportivi. Cioè, io quando sento un collega che dica amici sportivi, bon, e quelli non sportivi, io vorrei provare a tirarli dentro. Dan Peterson, amici sportivi e non sportivi. Oppure gentili telespettatori, è un modo di fare cronaca, telecronaca, radiocronaca, che io reputo, e lo dico anche nei miei corsi, ottocentesca, dimenticatevi. Casomai quando salutate dite buongiorno, perché io voglio, possibilmente, non mi interessa se il telespettatore o il radioascoltatore sia gentile o meno, io voglio anche il buzzurro, voglio lo screanzato, che magari si accultura grazie, se riesco, ad alcune cose che io vorrei provare a raccontargli. L'uditorio, che sia simpatico o antipatico, bello o brutto, e la cosa che riesco a fare, che in Italia si riesce a fare ancora poco, le donne. In Italia rispetto agli altri paesi, troppo poche, statisticamente, sono le ragazze, sempre di più, però ancora troppo poche. Se io vado in Germania, non parliamo della Norvegia, la Svezia, io trovo un uditorio che non è il 50%, ma tende ad essere molto vicino al 50%. In Italia si fa ancora fatica. E per me questo è anche un corso accelerato di giornalismo, questa chiacchierata. E beh, poi passo per il conto. L'errore che invece non si deve fare, ma che magari dalla tua esperienza ti è capitato di incapparci. Ma piccole gaffe sono venute fuori, una anche un po' più grossa, ma è chiaro che se io giudico me stesso, difficilmente posso dire ho sbagliato. Rispetto a delle singole cose sì, rispetto all'impostazione no. L'errore da non fare, e incappa di più l'esperto tecnico, quello che i privati chiamano talent, è quello di essere esasperatamente, brutalmente tecnici o con linguaggio esasperatamente tecnico. Mi viene in mente il calcio, la terminologia partenza dal basso, la costruzione dal basso. Non c'è basso e alto, c'è avanti e dietro. Oppure il braccetto, una volta si chiamava terzino, ma al di là di questo, dell'evoluzione o involuzione del linguaggio, devi rivolgerti a una totalità che è fatta possibilmente anche di donne che lo conoscono poco quello sport,
non solo lo sport, qualsiasi argomento. Se io parlo di economia, non posso rivolgermi al pubblico che reputo e spero totalitario, raccontando cose molto tecniche, esasperatamente tecniche. La stessa cosa nello sport. Non posso e non devo, sì, devo parlare di un certo tipo di costruzione di una squadra di calcio, albero di Natale, ma lo spiego. Certo. E lo spiego sempre, perché quello spettatore, cioè arriva uno spettatore nuovo che non ti ha sentito le volte precedenti. Vado sul pratico, quando poi la tua carriera inizia nel 90, Barcellona 92 inizia la tua storia olimpica. Ho studiato la mia carriera, Sì. applicati su altro, dai, non la carriera di Braga, grazie comunque. Le postazioni, perché tante volte io sento magari interviste anche di altri cronisti, parlavamo di calcio, che magari dicono io ero in quello stadio lì e eravamo in uno sgabuzzino. Ci sono capitate situazioni in cui la cronaca è stata resa difficile proprio fisicamente? Allora, la cronaca è stata resa possibile, è stata resa difficile anche fisicamente, solitamente, ed è cronaca, questa non è giudizio, più per mancanze dell'azienda che mi pagava al 27 di tutti i mesi, spesso che non dell'organizzazione generale. Cito una cosa, nel 1994 al volo mi mandano a fare una regata importante di canottaggio, Lucerna, che è la mecca del canottaggio mondiale. Perché vado io? Perché Bisteccone, unanimemente riconosciuto così, Giampiero Galeazzi, era impegnato ai campionati mondiali di calcio e domenica 17 luglio, lo so perché era il mio compleanno, compivo 35 anni quel giorno, l'Italia arriva in finale, la perde ai rigori e Giampiero Galeazzi rimane là. Allora mi chiamano al volo, io dipendo ancora dalla sede della TGR di Bolzano, e vado dove? Lucerna, e allora conosco i posti, non lontano da Zurigo, eccetera, poi Lucerna nel mio immaginario era appunto questo Rotsee, che significa lago rosso, di queste regate. Da bambino seguivo già queste regate che la Rai dava praticamente da sempre, come i 4 trampolini, allora la Rai li dava, adesso vanno sul canale tematico, allora no, allora andavano il 1° gennaio Garmisch-Partenkirchen andavano su Rai 2, Rai 1 addirittura. Mi si dice non hai l'accredito, cerca di arrangiarti, perché il nome che era stato iscritto era quello di Giampiero Galeazzi. Arrivo in questo posto, vado, mi pago il biglietto d'ingresso perché non c'era il mio nome, eccetera, e gli svizzeri su queste cose Sono precisi. Io per fortuna parlo la lingua madre, è la mia seconda, il tedesco. È vero che lo svizzero tedesco è un po' diverso, ma non è difficile da capire, soprattutto per chi venga dal Sud Tirolo, dove c'è anche un dialetto anche più difficile da capire dello svizzero tedesco. Provo a spiegare alcune cose, vado alla postazione, c'è una postazione con su scritto Rai TV, è vuota. Perché mi dicono, chiedo, mi si rivolgono e mi dicono scusate, se non avete confermato la postazione noi non l'abbiamo allestita. Io sono arrivato lì per fare cosa? Mi si dice, la Federazione Italiana Canottaggio dice, guarda che fosse stato un altro e il bisteccone in questione, la trasmissione saltava. No, scusa, ma quante volte va il canottaggio in televisione? Io mi sento in dovere di fare qualcosa. Allora mi dicono, Federazione Italiana col suo ufficio stampa, questo è il nostro telefono, ci serve per, usalo. Io prendo il telefono, sono nella tribuna stampa, le riprese sono dall'altra parte, quindi io devo mediare e lo vedo sì, non ho un monitor, ho il maxi schermo che serve per tutti. Controllo le riprese, cosa succede a un certo punto? Va in onda una sintesi anche piuttosto lunga, di 1 ora e mezzo, quasi 1 ora e 20, deve andare in onda. E quindi prendo tutte le finali, comunico con Roma e dico mettete insieme, montate, giuntate. A un certo punto salta il monitor, il maxi schermo. E non mi perdo d'animo e dico semplicemente questo. Cari amici telespettatori, sappiate che qui è saltato il monitor, e bluffo perché non avevo monitor, non ho detto maxi schermo, è saltato tutto, non vedo immagini, è andata avanti così per almeno una mezz'ora. Facciamo così, io vi racconto in generale cosa sta succedendo, mi guardo in giro e ve lo racconto, non posso vedere le immagini, quelle ve le commentate da solo che tanto io non le posso vedere, e
Non appena arrivano a tiro, 200 metri, 300 dal traguardo, posso vedere, ve lo racconto, devo fare mentalmente quello che oggi si dice switch mentale, perché le riprese sono dall'altra parte, quindi chi vedi in acqua 1 in realtà è in acqua 6. E racconto questa cosa, mi sembra normale, vedo qualcuno a fianco ed è chi segue il canottaggio per la Gazzetta dello Sport che prende appunti eccetera. Il giorno dopo si può dire fanno un culo così alla Rai, l'ho detto, mi è scappato. Mi salva, mi dice se non fosse stato per Rai di tutto di meno, titolo, no? Un titoletto eccetera, io ne esco benissimo, involontariamente benissimo, perché mi sento colpevole di questa cosa, no? Quell'anno la Federazione Italiana Canottaggio mi ha dato il premio giornalista dell'anno del canottaggio, anche grazie a questa cosa, grazie anche alla mia passione, raccontavo da solo, eccetera, eccetera. E quindi qualche volta situazioni anche imbarazzanti ci sono state, quella più imbarazzante, e poi chiudo perché sennò facciamo... comincia adesso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Lisbona, faccio una telecronaca per intero che deve andare in sintesi nella notte atletica. Noi seguiamo la parte femminile perché era la First League, cioè la Serie B di Coppa Europa. L'Italia aveva già maschile, c'era già stata qualche settimana prima a Madrid. E io faccio parte di telecronaca sapendo poi come mettere insieme i vari pezzi eccetera. Arriva un collega, poi sarebbe diventato vice direttore del coordinamento, e fa Afra. Era un romano che aveva vissuto anche per un po' a Dobbiaco perché aveva sposato una ragazza di Dobbiaco eccetera. Avrà, qua non c'è niente, non c'è niente. Ma hai chiamato certo, mi hanno dato conferma eccetera, era saltata la registrazione. Io avevo fatto una telecronaca per me e per Attilio Monetti che era al mio fianco alla destra, per chi c'era in tribuna stampa e per nessun altro. E salta anche questa trasmissione, fermo, Sandro, fermo, te la senti? Ed è fa che? Proviamo. E che fai? La fai adesso? Sì. Finita da un'oretta questa cosa, io sono lì, è buio, Lisbona è un'ora indietro rispetto all'Italia, era a fine giugno, quindi il massimo del chiarore, visto che siamo vicini al solstizio, solstizio estivo, sì. E io rifaccio la telecronaca, cioè ci sono delle gare, gli dico guarda, partono i 100 metri, ti dico corsia 1, corsia 2, corsia 3, quindi tu monti il prima, poi faccio una pausa, in quella pausa tu fai coincidere, diglielo al tecnico, aspetta che ti registro, allora la mia registrazione se l'ascolta poi il tecnico, al momento in cui c'è, eravamo in Portogallo, quindi i comandi, ai vostri posti in Italia, si davano allora, adesso è tutto in inglese per gare internazionali, in lingua portoghese. E poi, tac, di lì monti, io ho un cronometro in cui so che i 100 metri durano 10 secondi, che i 400 durano, per le donne c'è stato un record italiano, 51,99. Torno a casa, il secondo giorno per fortuna funziona tutto, torno a casa, vado a guardarmela, chiamo subito Sandro, dico, fai i complimenti anche al tecnico perché questa cosa, io sapevo che era stata confezionata così. In effetti qualche anomalia c'era, ma io l'ho capita perché sapevo cosa era successo, ma il telespettatore è andata in onda all'1:30, loro sono stati lì fino all'1:15, 1:20 per mettere insieme le cose, quindi giù il cappello quando si dice che all'ente pubblico c'è gente che non ha voglia di lavorare, tutti tranne quei due. Ammesso sia, se no... Vado su quello che invece è il carico emotivo di Fabris nel 1500, di Cent'anni e 50 km a Torino 2006, soprattutto perché appunto mi immagino essere cronista di un'Olimpiade che si disputa nel tuo paese e avere queste prestazioni che non si trovano neanche quasi le parole forse per descrivere la grandezza. La cosa che più mi ha colpito di queste due cose è stata, come Enrico Fabris, il pattinaggio velocità, l'inseguimento a squadre, per un semplice motivo. A me è sempre piaciuto molto di più il piccolo del grande, tant'è che quando ho tifato calcio, e non tifo più calcio, mi piacciono le squadre piccole, mi piaceva il Chievo, poi meno, tutte le vicissitudini, esatto, decisamente meno, mi piaceva il Parma di Nevio Scala, quindi le squadre un po' meno eclatanti, perché sono fatto così, male, ma sono fatto così.
Perché Enrico Fabris? Perché un'Italia che potesse dirsi protagonista in uno sport dove non è vero che non aveva toccato palla, però aveva ottenuto dei buoni risultati, ma mai eclatanti, mai medaglia se non sfiorata con una ragazza che non è più ragazza e che abitava a Balconi di Pescantina, Elena Belci, è una torinese che ho rincontrato con grande emozione anche pochi giorni fa, sempre a Verona tra l'altro. Il 16. Sempre a Verona. Lei aveva sfiorato la medaglia. Allora si va a Torino 2006, Oval del Lingotto, con pochi italiani dentro perché? Perché essendo un impianto soprattutto dove si vivrà la grande epopea olandese, tante compagnie internazionali olandesi avevano comprato i biglietti per i loro sponsor e tutte queste cose qui. Per cui anche volendo gli italiani non riuscivano ad entrarci e non sempre c'era il pienone. I biglietti erano venduti, c'era il tutto esaurito, ma non sempre c'era. L'idea che un italiano, oltretutto io con l'altopiano di Asiago ho un mio vissuto personale particolare, Roana, Canove di Roana. No, che Canove? Lui, vabbè, non mi viene in mente, scusami Enrico, in questo momento mi sta... pattinatore eccelso dal punto di vista della eleganza, fantastico. Questo comincia a vincere, aveva vinto, già dagli anni precedenti aveva vinto i campionati europei, mai successo, edizione numero 100, celebrarlo in uno sport dove avevamo solo toccato palla e poco di più, molto di più che lo sci di fondo, se si vuole, dove invece eravamo una potenza, sì, perché ci si aspettava magari per quella 50 km più Pietro Piller-Cotrer che Giorgio Di Centa, ma anche qui nell'epopea della famiglia Di Centa io spesso ho detto, forse non ho fatto un gran favore a Giorgio, devi inventarti qualcosa per farci capire che non sei il fratello di Manuela. Aveva già cominciato ad inventarselo, lì è diventato Giorgio Di Centa in pianta stabile, proprio già con la vittoria con l'oro della staffetta, eccetera, ma lì è diventato lui in pianta stabile Giorgio Di Centa. Ecco, immaginarsi che in uno sport che per l'Italia è stato sì di una discreta tradizione non esaltante, con un italiano che vincesse in quella maniera è stato personalmente meraviglioso. La cosa bella, io fungevo anche da punto di riferimento per chi organizzò in Rai Sport quei giochi. Non è vero perché stiamo parlando di qualcuno che non parlava così. Come siamo messi nel biathlon? Occhio perché c'è attenzione, René Vuillermo in particolare, attenzione perché seguiamolo, perché c'era il gioco del palinsesto, bisognava staccare da Söckler che aveva una sua manche a appunto i 5.000 di Enrico Fabris. Al di là di questo, dico, scusate, l'idea era prendiamo un esperto, una spalla tecnica per quelle discipline, quegli sport dove possiamo vincere qualcosa. Nella riunione dico, non dimentichiamoci, prima ancora che succedano cose interessanti per il pattinaggio a velocità italiano, prendiamo un esperto spalla tecnica anche nel pattinaggio a velocità. Si alza uno, il team leader di quello sarebbe poi diventato direttore, si chiama Eugenio De Paoli, a Bragà, non parla così, non profittare della nostra considerazione verso di te. Cito testualmente, che cazzo potremo mai vincere nel pattinaggio a velocità? Io, Eugenio, questa ta dovrai rimagnare. Infatti. E rimanendo nel campo del... Sono aneddoti, quisquiglie interne, eccetera, ma ancora oggi ce la ricordiamo. Ma ci raccontano molto del tuo lavoro. E rimanendo nel campo dell'imponderabile, esco dai confini italiani, perché appunto abbiamo anche parlato prima del tuo stile che è diventato anche oggetto di imitazione, penso a De Matosci, però prima ancora di quello tu sei stato involontario protagonista di un meme, di un fenomeno social che è stato Steven Bradbury. E io penso, cioè, come anche raccontare un evento così fuori dagli schemi senza neanche magari scadere in dei luoghi comuni o delle battute facili. Io non sono un grande cultore di me stesso, della mia persona, della mia personalità, eccetera. Anzi, sono diventato popolarissimo, l'ho scoperto, voglio dire, A, mio malgrado, B, la cosa mi ha imbarazzato terribilmente. Mi fa un piacere immenso e non lo dirò mai a nessuno,
però una petizione perché mi volevano come telecronista dei mondiali di atletica, petizione popolare spontanea, un fan club mio, chiusa parentesi. E succede questa cosa. E io a posteriori sono ancora molto orgoglioso di me stesso, io sono molto critico, molto pignolo verso me stesso, mi ascoltavo e mi ascolto poco. Ovviamente mi sono dovuto ascoltare per questa cosa, anche perché la Jalapas ci ha sguazzato, ci aveva già sguazzato sulla 98 Nagano, vittoria di Günther Huber e Tartaglia, Boba 2 a pari merito, oro giapponese. Qui arriviamo al 2002, quindi l'edizione successiva, e Steven Bradbury, che è stato un grande, era che sul Viale del Tramonto di più, è stato un grande, ha avuto problemi enormi di salute con un incidente pauroso che lo ha lasciato quasi dissanguato sul ghiaccio, si è salvato e va a fare quell'edizione dei Giochi Olimpici, vinse una medaglia di bronzo con la sua Australia nella staffetta dove l'Italia vince a Hamar, Giochi di Lillehammer, la medaglia d'oro, primo oro della federazione ghiaccio dopo l'argento di Vuillemin. E poi arriva appunto il 2002 e lui per onor di firma si presenta lì, ma proprio per onor di firma. Regolarmente ad ogni singolo turno preliminare viene staccato, se non che succede qualcosa e lui arriva ai quarti di finale, arriva alla semifinale, arriva alla finale e vince. Della serie, lui è Ercolino sempre in piedi, gli altri in qualche maniera o per una qualche scorrettezza cadono, non cadono, torna in piedi. Sono con Diego Cattani, che è stato la riserva dell'oro di staffetta a Lillehammer, Giochi di Lillehammer, eravamo a Hamar. Mi dà una mano, mi fa da spalla a raccontare questa cosa in tutte le ore in cui si svolge e restiamo noi stessi stupefatti. Steven Bradbury, ultimo rimasto in piedi, che vince in uno di questi turni preliminari, quelli erano i 1000 e nei 1000 metri si gareggiava in 4, non di più. Salvo ripescaggi per qualche scorrettezza, cadeva uno, veniva riportato al turno successivo. Al di là di questo, se sono in 4, vabbè, passano in 2. Se nella tua batteria c'è Steven Bradbury, sai già che hai un avversario di meno. Dissi una cosa di questo: fortunati quelli che per sorteggio sono finiti in questa semifinale, perché avranno la possibilità di un avversario in meno. Quell'avversario in meno ha vinto il titolo olimpico ed è lo stupore che è uno sport da questo punto di vista terribile da un lato e esaltante dall'altro, come lo short track, che non ha un copione scritto, che può succedere qualsiasi cosa e succede, e lì successe. Accadde Della petizione, insomma, non entro in tutto questo discorso qua, però chiaramente c'è un po' di dispiacere di andare in pensione proprio alla vigilia di Milano Cortina, anche se io poi sono sicuro che in pensione non ci, cioè nel senso no, farò cose, è una minaccia, no, guarda, io ho lavorato per 35 anni e mezzo alla RAI, a un certo punto mi sono trovato, proprio perché ho lavorato, con tanti giorni di ferie, perché se tu sei titolare di una serie di sport fai fatica ad andarci in ferie perché altrimenti arriva un altro e quell'evento, che è un evento magari grande, viene passato per un evento minore, non è vero. E allora le ferie si accumulano, eccetera, eccetera. Arriva un punto in cui io dico, guardate, rispetto alla mia storia personale, mi sembrerebbe corretto, ci sono i campionati mondiali di atletica a Tokyo e per me da Tokyo a Tokyo, quindi i giochi olimpici più esaltanti della storia dell'atletica italiana in toto, 5 ori, nessuna medaglia d'altro tipo, 5 ori e basta, con quelle cose lì, Marcel Jacobs, siamo in riva al lago di Garda, sappiamo cosa significhi, eccetera, eccetera, la staffetta, oltre alla marcia che poteva essere identificata come fatto quasi normale e a quella cosa sensazionale di Jimbo Tamberi. Da Tokyo a Tokyo sarebbe chiudere per me in maniera, verso la mia persona, corretta. E poi ci sono i giochi. Io per la RAI o non per la RAI sono stato 17 volte, 9 più 8, 17 sul posto, altre 3 volte ho commentato, dico adesso anche per insipienza organizzativa da casa, Milano o Roma,
Giochi Olimpici, tutte e 3 le edizioni invernali. Milano Cortina è alle porte di casa mia, da casa mia alla Valle di Fiemme ci sono 30 minuti. Si risparmierebbe anche sull'albergo. No, non si può, le regalo. Alla fine si è conclusa così, cosa vuoi che ti dica? Mi dispiace tantissimo, è andata così. L'abbiamo detto che ci sarò sotto a qualche forma. Ma infatti, secondo me, per quello che dicevo, io non credo che dillo tu. Pensione, non è una pensione come la intendiamo noi, sicuramente ci risentiremo. L'Umarell ai cantieri non mi vedo, ma non perché non capisco niente di cantieri. Ultimissima battuta, dal tuo punto di vista, cosa, finita la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, che cosa dovrà rimanere di Milano Cortina per il bene del nostro sport? Questa cosa la dissi anche 20 anni fa, Torino 2006. L'avvicinamento alla manifestazione fu tardivo, stavolta è stato anche più tardivo per tutta una serie di cose. La cosa che si parla di legacy, che è questo lascito spirituale, anche eccetera, ideale, la cosa che di lascito non c'è stata, o c'è stata molto meno di quanto sarebbe stato possibile, perché c'erano 7 anni per mettersi in pari, la promozione per lo sport è uno, per il personale. Tutti quegli sportucoli trattati così, dove presumibilmente vinceremo medaglie, perché non fare una promozione a tappeto che si è fatta ma non come si sarebbe potuto fare? Torino ci siamo trovati in corsa, sempre in ritardo, all'italiana se vogliamo, simpaticamente all'italiana, neanche troppo simpaticamente. Nel freestyle si rischiano medaglie, è un bel rischio. Persino nel bob, dove eravamo spariti, un equipaggio italiano del bob a 4 a Eagles al 3° posto in una gara di Coppa del Mondo, e chissà mai, perché la conoscenza della pista potrebbe fare molto. Ecco, questo è venuto meno. Sì, lo sci alpino, ringraziando soprattutto le ragazze, Federica Brignone e anche il suo dramma personale, la rivalità con Sofia Goggia, tutto fa brodo per fare grandi risultati. Quella pista di Bormio che piace tanto a Dominic Paris, ecco, tutte queste cose che potranno anche dare risultati, ma forse no, ma fa lo stesso. L'importante è Giorgio Rocca non vinse medaglie ai Giochi di Torino, ma fece un battage pubblicitario prima, promozionale più che pubblicitario, allo sci alpino nell'avvicinamento a Torino, fantastico, perché vinse una serie di gare consecutiva di Coppa del Mondo e si risvegliò dal torpore l'Italia in toto, anche in Sicilia. Il curling a Torino, che fece ascolti pazzeschi da Pinerolo su tutto il territorio nazionale, con siciliani che diventavano matti per le partite di curling. Uscì anche il film poi. Sì, i Giochi Olimpici che fanno anche questo, ed è questa una legacy spirituale fantastica. La cosa che si è giocato, e dal punto di vista politico fa parte del gioco, c'è una legacy teorica di opere stradali che saranno finite nel 2032, 28, 35, eccetera. Per i critici questo non è bello, ed è giustificatamente non bello. È stato fatto passare tutto in un pacchetto. Sono opere stradali che chissà se sarebbero passate, le accettiamo, fa parte del discorso. Si rischia di avere una forma di frizione anche con chi è ambientalista convinto in certe zone di Cortina d'Ampezzo e altrove, per opere che sono passate e che magari non saranno pronte per i Giochi Olimpici, saranno pronte più avanti, e viene definita la legacy. Un po' facile. Io, Franco, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per questo racconto dalla tua prima Olimpiade a questa che ci attende, e ti auguro veramente è brutto chiamarla dopo pensione, però comunque è così. un buon lavoro comunque per continuare. Grazie. Continueremo ad ascoltarti. Grazie Donato, è stato un piacere. Questo è Atene Cortina, un podcast di Sport di Più Magazine.
Il sogno continua, seguici su tutti i social per viverlo insieme a noi. Su YouTube e Spotify trovi le puntate complete. Lascia un commento e una valutazione per farci sapere cosa ti ha emozionato di più. E per te, ecco l'anteprima del prossimo episodio. Ciao Christian, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti. Per noi è veramente un onore perché insomma un bicesista, uno sciatore del tuo calibro, avere l'opportunità di parlare di Olimpiadi ma anche della tua carriera in generale è un'occasione importante, e il nostro è un podcast sul sogno olimpico e secondo me tu rappresenti perfettamente l'uomo che ha rischiato con la velocità per i suoi sogni, appunto non solo olimpici.